Un cordiale buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti alla Pala Luis, la 21esima giornata del campionato di Serie B di pallacanestro. Presenta la partita tra i padroni di casa della Luis e gli ospiti della Stella Azzurra a terra di Tuscia di Viterbo, squadre appaiate in classifica in 10ª posizione con un record negativo di 8 vittorie e 12 sconfitte, ma a sole 3 gare di distacco dall'8º posto, ultimo valevole per la qualificazione ai playoff. La partita comincia in questo momento con la palla 2 che verrà lanciata in area dall'arbitro, con la Luis schierata dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in completo bianco. Dalla parte opposta, vale a dire dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, giocherà in completo interamente blu la Stella Azzurra di Viterbo. Palla 2 conquistata da Ramenghi che cede subito a Faragalli, primo pick and roll dell'azione col doppio blocco. Marcon esce, preferisce Faragalli però gestire il possesso verso Ramenghi che va in post basso contro la difesa avversaria. Ramenghi prova subito a trovare il canestro, sbaglia, rimbalzo della difesa con la Stella Azzurra che prova subito la transizione veloce. Attenzione al post basso giocato dal numero 8 Marsili, un altro errore, rimbalzo di Ramenghi, sempre Marcon, velocissimo dall'altra parte. Marcon prova l'isolamento, poi cede ancora a Ramenghi, c'è in mezzo Corrieri, preferisce invece il passaggio sulla destra verso Rambaldi, esce dai blocchi ancora Corrieri. Faragalli prende la tripla, il playmaker, sputata dal ferro ma rimbalzo offensivo da parte di Ramenghi. Marcon, blocco di Ramenghi, Marcon prova ad andare fino in fondo da solo, sbaglia ancora il terzo tiro, la terza conclusione di questo inizio della Luis. Inizio un po' freddo da parte della squadra di casa che ricordiamo però nel corso delle ultime 5 partite ha totalizzato 3 vittorie e 2 sconfitte. Viene invece da 4 sconfitte consecutive la Stella Azzurra di Viterbo che intanto mette a bersaglio il primo canestro della partita. È un canestro da 3. Dicevamo la Stella Azzurra viene da 4 sconfitte consecutive, ultima vittoria contro il Globo Isernia 76-60 lo scorso 6 gennaio. Un periodo non certo facile per i viterbesi che adesso lo devo difendere con Faragalli, scarica verso Marcon, Ramenghi nella pitturato, Ramenghi gancio a mancino e primo canestro anche della Luis, è il secondo tiro della partita di Ramenghi, molto cercato in post basso in questo inizio. Siamo subito dall'altra parte con la sfera gestita dal numero 4 Peroni, attivissimo in questi primi minuti, scarica sulla sinistra verso il numero 35 Marcante che prova ad andare fino in fondo, poi scarica ancora per Peroni, quindi il numero 8 Marsili sempre per Peroni che prende un'altra tripla, stavolta non va, ancora rimbalzo di Ramenghi. Faragalli, transizione gestita dal piccolo playmaker della squadra capitolina. Marcon, isolamento contro Peroni, può sfruttare il mismatch, Marcon, poi c'è ancora Faragalli, tentativo di turnover da parte della squadra avversaria che poi però non riesce a gestire il contropiede. Rambaldi prende la tripla e la tripla del sorpasso, 5-3. Dall'altra parte con Peroni, dopo che l'azione offensiva della Luis è stata risolta da un tiro da 3 non certo in ritmo, con Rambaldi che ha punito dalla distanza ancora una volta. Peroni verso Marcante contro Corrieri, c'è il blocco da parte del numero 8 Marsili, aggira il blocco Marcante, prova ad andare fino in fondo, terzo tempo che non va a bersaglio, rimbalzo da parte di Marsili che corregge. Primo rimbalzo offensivo anche per la Stella Azzurra terra di Tuscia di Viterbo. Ricordiamo, questa è la sfida tra le due squadre che in generale hanno la miglior percentuale, la miglior quantità di rimbalzi offensivi, con la Luis che è la prima classificata nel torneo. Stiamo parlando del girone di Serie C di B del campionato nazionale di pallacanestro, mentre la terra di Tuscia, Stella Azzurra di Viterbo, è seconda. Intanto canestro in contropiede da parte degli ospiti che tornano in vantaggio sul 7-5. Faragalli, Corrieri, esce dai blocchi Rambaldi che prova l'isolamento, poi scarica invece verso Ramenghi, consegnato nelle mani di Faragalli, marcato a uomo dalla numero 9 Vignaroli, poi prende la tripla da lontanissimo Rambaldi. L'arbitro fischia e concede un gioco da 3 punti perché sono in sostanza 3 tiri liberi quelli che andrà a tirare Rambaldi. Fallo non certo col miglior tempismo per il numero 7 della Stella Azzurra di Viterbo Matluti, e mandato in lunetta Rambaldi che ha già 3 punti all'attivo in questo inizio con una tripla messa a bersaglio. Primo tiro libero di Rambaldi e anche il punto numero 4 della sua partita. Secondo tentativo sempre del numero 14 a bersaglio anche questo. Terzo per chiudere sul 3-3 questa opportunità concessa dalla difesa di Viterbo. Sbaglia l'ultimo, a rimbalzo ci va la Stella Azzurra, transizione guidata da Peroni che potrebbe cambiare, decide infatti di dare a Giancarli verso Marcante,
Bismatch contro Gorrieri, marcante, poi c'è il blocco da parte del numero 8 Marsili, si preferisce andare ancora in angolo, si è accentrato il numero 9 Giancarli, ha subito fallo non è sul tiro, ci sarà quindi una rimessa per la Stella Azzurra Terra di Duscia di Viterbo. 7 pari il risultato, ricordiamo entrambe le squadre sono appaiate in 10ª posizione in classifica, 8 vittorie, 12 sconfitte e record, sono a 3 gare di distacco dalla Impiu Broker Scauri, che è appunto ottava con un record positivo sopra il 50% di 11-9. Attenzione alla palla ancora fuori verso il numero 7 Madudi, che prova a fare tutto da solo, va fino in fondo, sbaglia totalmente il tiro, l'arbitro non fischia il tocco e concede rimessa alla Luis. Gorrieri per Faragalli, nella quintetto titolare non c'è Beretta. Gorrieri, palleggio continuato verso Marcon, che può sfruttare il mismatch contro il numero 4 Peroni. Ramenghi va ancora in posto alto da Gorrieri, che prova col gancio mancino, non va a bersaglio, poi manca il rimbalzo offensivo. Ramenghi sarebbe stato il suo terzo della partita. Subito dall'altra parte con Marsili che prova il post medio contro la difesa schierata, riesce a battere Ramenghi, il tiro però non è buono e il rimbalzo viene conquistato ancora dalle mani veloci di Faragalli. Marcon, transizione veloce, Marcon prende il tiro in sospensione, altro errore, rimbalzo di Marsili che consegna adesso a Giancarli, che prova a fare un po' d'ordine, adesso si abbassa il ritmo, marcante, salta il blocco di Gorrieri, poi sbaglia l'appoggio, rimbalzo di Ramenghi, ancora Faragalli, ritmo elevatissimo in questo inizio di partita, post basso ancora verso Gorrieri che perde la palla, anche se poi l'ultimo tocco del numero 8 Marsili e quindi concede la rimessa alla Luis. Rambaldi va a rimettere in campo la sfera, Faragalli lascia dei blocchi Marcon, blocco da parte di Ramenghi, Marcon prova a isolarsi contro Peroni, Ramenghi passaggio di ritorno verso Marcon che sbaglia l'appoggio, poi ancora rimbalzo offensivo di Ramenghi, primo ferro, la palla sempre per il numero 10 che alla fine corregge, 9-7 per la Luis. Straordinaria prestazione al rimbalzo offensivo di Ramenghi, che ha ovviamente in questo fondamentale la specialità della casa. Madudi post basso contro Rambaldi, mismatch a favore del numero 14, infatti Madudi non segna, ma c'è ancora un rimbalzo offensivo, ancora Madudi che non segna ma prende comunque il fallo, 2 tiri liberi in arrivo per il numero 7. Come era da aspettarsi alla vigilia di questa partita, mentre intanto entra in campo Beretta per la Luis ed esce Ramenghi, tantissimi rimbalzi offensivi in queste due squadre che sono rispettivamente la Luis, la prima, e la Stella Azzurra Terra di Duscia di Viterbo, la seconda classificata per quanto riguarda i rimbalzi offensivi raccolti. Ramenghi e Madudi protagonisti, adesso proprio il numero 7 per gli ospiti va dalla lunetta, sbaglia il primo tiro libero lungo sul secondo ferro, secondo tentativo in arrivo per l'ala piccola della squadra in blu, secondo tiro libero a bersaglio a 4 primi e 36 secondi dalla fine del primo quarto. 9-8 per la Luis, punteggio non altissimo, con Faragalli che adesso prova subito ad attaccare nei primi secondi dell'azione. Marcon sfrutta il blocco di Gorrieri, poi gioca il pick and pop col numero 20 che rifiuta il tiro, prova a penetrare, scarica verso Beretta che non riesce ad appoggiare il migliore dei modi a canestro, prende ancora un rimbalzo offensivo, un secondo e ancora Beretta che proprio come Ramenghi col rimbalzo offensivo punisce ancora una volta nel pitturato la difesa della Stella Azzurra. Peroni contro Marcon, aspetta l'uscita dai blocchi di Matruti contro Rambaldi, gira verso Marcante che prova a scaricare sulla linea di fondo per un compagno, perde la palla, recupera Marcon che va fino in fondo, l'arbitro fischia, c'è stato sfondamento da parte del numero 12. Ottimo sfondamento preso dalla difesa di Viterbo, che grazie al lavoro fatto dalla numero 4 Peroni, anzi scusate del numero 9 Giancarli, è riuscito a guadagnare nuovamente questo possesso. C'è stato un turnover proprio nell'azione di attacco. Adesso intanto c'è time out in campo.
Si riprende dopo il time out in campo chiamato dalla Stella Azzurra Terra di Tuscia di Viterbo, quando siamo sull'11-8 per la Luis nel corso di questo primo quarto, quando mancano 3 minuti e 17 secondi alla fine di questo primo parziale. 11-8 da parte della squadra di casa, che ha soprattutto costruito questo piccolo vantaggio con il rimbalzo offensivo. Straordinaria performance dei due lunghi che si sono alternati, il titolare Ramenghi e quello che poi è subentrato nel corso della gara, Beretta che adesso va a stoppare il numero 8 Marsili. Chiatti, torna in campo anche il numero 6 al posto di Faragalli. Beretta in post basso, perde la palla, secondo turnover della difesa della Stella Azzurra e seconda palla persa consecutiva dell'attacco della Luis. Cianci sbaglia il passaggio, che poi diventa un auto assist. L'arbitro però ha fischiato, azione ovviamente irregolare e rimessa per la Luis. Nel corso delle ultime 4 azioni offensive 3 palle perse, 2 per la Luis, 1 per Viterbo. Adesso si riparte con una rimessa in campo che viene affidata a Gorrieri. Rambaldi cede ancora a Gorrieri, scarica verso Chiatti con la pressing altissimo da parte di Cianci. Chiatti adesso porta la palla verso destra con Rambaldi che riceve blocco da parte di Gorrieri, scarica in angolo ancora per Chiatti che finta il tiro da 3, prende quello da 2 e porta la Luis avanti di 5 qui in casa Piazza Mancini contro la Stella Azzurra Terra di Tuscia. Cianci ancora qualche difficoltà nel controllo della palla, ma l'arbitro fischia fallo commesso a danni del numero 5. Luis che era quasi riuscita a recuperare la terza palla sul quarto attacco di fila della squadra di Viterbo. L'arbitro però stavolta ha fischiato. Rimetterà la palla in campo Peroni. Aspetta l'uscita dai blocchi di Giancarli. Marcante contro Marcon, gira, prende il tiro da 2 lungo Peroni. Secondo ferro, rimbalzo difensivo stavolta di Beretta. Chiatti, non velocissima questa transizione. Beretta, la palla ferma tra le mani, in pratica a centrocampo. Aspetta l'arrivo di Marcon, gli consegna la sfera. Marcon prova ancora il passaggio di ritorno, la perde. Turnover da parte della difesa della Stella Azzurra con Marcante che riceve, poi scarica ancora in angolo. Quindi post medio preso da Marsili che prova a prendere la linea di fondo contro Beretta. Beretta che commette fallo sul numero 8. 2 tiri liberi in arrivo per Marsili. E questo è il quinto fallo della Luis che adesso è in bonus. Questo potrebbe essere sicuramente un problema nel corso di questi ultimi minuti di primo quarto per la squadra di casa, con la Stella Azzurra Terra di Tuscia di Viterbo che in generale è una squadra che tira i liberi con buone percentuali. Sbaglia questo Marsili che va adesso a tentare il secondo. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Beretta che salta più alto di tutti. Chiatti verso Marcon, l'arbitro fischia e concede il possesso comunque alla Luis. C'è stata una spinta da parte della difesa della squadra ospite e Rambaldi si appresta a rimettere in campo questa sfera. Rambaldi, Chiatti, c'è De Dominicis in campo adesso. Marcon, palla ferma, non certo ottima circolazione in questa azione per la Luis, con il blocco di Beretta che favorisce l'ingresso di Chiatti che poi scarica ancora per Beretta. 15-8. Giancarli dall'altra parte contro Chiatti, ottimo assist per Beretta nel canestro precedente. Quindi il numero 10 che prova a gestire la sfera sulla destra. Peroni scarica ancora verso Giancarli, blocco da parte di Marsili. Giancarli preferisce ancora giocare col numero 10 che prende la tripla da lontanissimo. Secondo ferro, rimbalzo offensivo di Marsili, ancora errore. Poi l'ultimo tocco è, vediamo, ancora di Marsili e quindi palla alla Luis. Scusate, si riparte con De Dominicis che batte quando manca poco più di un minuto alla fine di questo primo quarto. Chiatti prova a fare tutto da solo, Chiatti va fino in fondo, sbaglia l'appoggio a tabellone con il rimbalzo
preso ancora dalla difesa della Stella Azzurra, che adesso va in transizione veloce. Peroni ancora da Marsili, consegnato nelle mani sempre del playmaker che ha davanti Sanguinetti, prende il tiro dalla media distanza. Marsili lo sbaglia, ora De Dominicis va fino in fondo, segna, prende anche il fallo, canestro del 17-8 e il 18° punto in arrivo per la Luis. Ultimo tiro libero, anche perché era il gioco da 3 punti a bersaglio da parte di De Dominicis, che va a mettere il 18-8 quando mancano pochi secondi alla fine di questo primo quarto, con Marcante che penetra e scarica per la tripla di Giancarli, letteralmente sputata dal ferro. Poi l'ultimo tocco a rimbalzo è della Azzurra, anzino della Luis, quindi ha funzionato il taglia fuori, anche se poi non è arrivato il rimbalzo difensivo. Ci sarà la rimessa in campo per la squadra in blu con il numero 21 Rovere. Marcante prende il tiro dalla media distanza e lo mette a bersaglio. 18-10, torna sotto la Stella Azzurra a terra di Tuscia di Viterbo, che però è 8 punti distante dalla Luis. Beretta, post basso, gancio sinistro, straordinario Beretta, ancora canestro, il terzo della sua partita. Nel pitturato la Luis sta punendo la difesa avversaria. Marcante gira verso Rovere, tiro dalla media distanza preso ancora dai giocatori in blu con l'ennesimo errore. Arriva il rimbalzo da parte della numero 9 Scuderi. Beretta, ancora Scuderi, all'ultimo possesso di questo primo quarto. Scuderi prova ad andare fino in fondo, appoggia a canestro, errore ancora Beretta nel pitturato, altro errore. Poi non c'è più tempo per l'ultimo tiro, che tra l'altro non va nemmeno a bersaglio. Termina qui il primo quarto, 20-10 per la Luis, che doppia gli avversari, doppia cifra e straordinaria prestazione dei lunghi nel pitturato. Si riprende in questo secondo quarto, con il primo quarto che è terminato 20-10 per la Luis, con la squadra di casa che ha doppiato gli ospiti. Stella Azzurra a terra di Tuscia di Viterbo, che aveva cominciato molto bene questo primo quarto, poi è arrivata soprattutto la grande performance di Beretta nel pitturato, con la Luis che ha colpito soprattutto grazie al suo straordinario fondamentale, quello che gli riesce meglio, vale a dire il rimbalzo offensivo. Entrambi i lunghi, prima la Menghi poi Beretta, hanno giocato una grande partita e per il momento la Stella Azzurra sta cedendo un po' il passo. Vedremo se questo secondo quarto potrà restituirci una Viterbo in forma come nel corso dei primi minuti della prima frazione. Sarà proprio per la squadra in blu la prima palla giocabile di questo secondo quarto, con Marcante che va alla rimessa in campo. Giancarli contro Chiatti, aspetta l'uscita dai blocchi da parte di Peroni, che viene accoppiato a Scuderi, può sfruttare il mismatch, preferisce scaricare ancora verso Giancarli, blocco da parte del numero 35 Marcante, che poi esce per il pick and pop, preferisce girare, ottima circolazione per la tripla sbagliata dal numero 21 Rovere, si lotta al rimbalzo, alla fine l'ultimo tocco è del numero 5 della Luis, De Dominicis, e quindi ancora rimessa in zona offensiva per Viterbo, che avrà la possibilità di giocare il secondo attacco nella stessa azione. 14 secondi sul cronometro dell'attacco della Stella Azzurra, con la palla persa da parte del numero 4 Peroni, che però beneficerà comunque di un fischio arbitrale a suo favore, perché l'ultimo a toccare è stato il numero 9 De Dominicis, e quindi è rimessa per Viterbo. Anzi no, l'arbitro adesso ha deciso diversamente, la rimessa è per la Luis, quindi l'ultimo tocco è di Peroni. De Dominicis rimette in campo verso Chiatti, pressing alto a uomo da parte dei giocatori avversari che difendono appunto con la stessa difesa. Chiatti scarica ancora verso De Dominicis, che poi ha qualche difficoltà a controllare, va ancora da Chiatti che prende il tiro dalla media distanza, tabellata del 22-10 della playmaker numero 6 della Luis. Giancarli, consegnato nelle mani di Marcante, in mezzo, ottimo taglio da parte del numero 21 Rovere, e canestro della terra di Tuscia. Marcon, Chiatti, accoppiato con la playmaker avversario,
blocco da parte di De Dominicis. Scuderi va in post basso da Beretta, 3 secondi difensivi e palla alla Stella Azzurra a terra di Tuscia di Viterbo. Rimette in campo la sfera la squadra ospite con Cianci che torna sul parquet della Pala Luis. 22-12 il risultato, con la Luis avanti di 10, doppia cifra di vantaggio per i padroni di casa che devono difendere. Beretta viene sfidato in post basso, poi palla fuori ancora per Marcante, una serie di finte, prova il tiro, stoppata, seconda della partita da parte di Beretta, con dall'altra parte De Dominicis che guida l'azione offensiva. Scuderi finta il tiro da 3, prova a penetrare, fallo ai danni della numero 9 e vediamo che cosa decide l'arbitro. Il fallo però non è sul tiro, quindi solamente rimessa in campo per i padroni di casa, avanti di 10, 22-12 nel corso di questo secondo quarto. 17 secondi sul cronometro dell'azione offensiva per la Luis, con Scuderi che va a battere la rimessa, consegnato nelle mani di Chiatti che sfida ancora Cianci. Pesca in angolo De Dominicis che prova a puntare il canestro, una serie di finte contro il marcatore, prova ad appoggiare al tabellone, errore, poi a rimbalzo la prende ancora il numero 10, c'è fallo ai suoi danni e quindi fallo che l'arbitro dà alla Luis e rimessa per Viterbo. È il primo fallo in questo secondo quarto della squadra di casa che deve difendersi ora. Cianci, Marcante aspetta l'uscita dai blocchi di Peroni che gira ancora verso Cianci, ottima circolazione di palla da parte della terra di Tuscia che prova adesso con la blocco da parte del numero 10 su Marcante che penetra, perde la sfera. L'ultimo a toccare è però un giocatore della Luis, deviazione che porta ad una rimessa. Ricordiamo che la Stella Azzurra terra di Tuscia di Viterbo, come già detto, viene da 4 sconfitte consecutive, l'ultima contro il City FC in Palestrina in casa, ultima vittoria datata 6 gennaio scorso contro il Globo Isernia 76-60. Per il momento sembra aver perso il treno dell'ottavo posto la squadra ospite, che adesso avrà la possibilità di andare ad un'altra rimessa in campo a causa di un blocco irregolare della difesa della Luis. Per quanto riguarda invece i padroni di casa, dopo 9 sconfitte consecutive nel corso delle ultimissime giornate del girone di andata, sembrava finita e non c'erano più speranze per i bianchi di coach Paccarie di arrivare all'ottavo posto. Invece sono arrivate nelle ultime 5 3 vittorie e 2 sconfitte, con una mini rimonta che è cominciata dalla grande vittoria qui in casa contro il Mimis Napoli, attuale seconda in classifica. Adesso la Luis guarda all'obiettivo ottavo posto con la in più Progress Cauri che è distante 3 partite, ma c'è ancora lo scontro diretto. Ora va fino in fondo Scuderi, canestro e fallo per il numero 9. (24-15) per la Luis, con la possibilità di tornare in doppia cifra. Dalla lunetta va ancora Scuderi. A bersaglio il tiro libero, il secondo gioco da 3 punti in questa partita per il numero 9, che è entrato in campo con un plus minus rilevante. Esce dalla panchina Scuderi di solito, lo ha fatto anche oggi, ma con risultati sicuramente migliori rispetto alle ultime apparizioni. Ora prova ad andare fino in fondo Marcante, rimbalzo offensivo, l'ennesimo di Viterbo che non controlla la palla, la perde e arriva il contropiedi con Chiatti che appoggia a canestro. Il 27-15, chiama time out il coach della squadra ospite quando mancano 7 primi alla fine di questo secondo quarto. Si torna in campo dopo il time out chiamato dalla panchina della Stella Azzurra terra di Tuscia di Viterbo, sotto 27-15 con 12 punti di scarto a favore della Luis. Stella Azzurra in netta difficoltà soprattutto al rimbalzo offensivo, con la Luis che è riuscita grazie soprattutto alla pressing a mettere insieme una serie di turnover e quindi una serie di palle perse per gli avversari che per il momento stanno scavando la differenza. 27-15 con Cianci che prova a scaricare verso un compagno che va però a violare la propria metà campo e a concedere un'altra palla persa ai suoi e un altro turnover per la Luis.
con Gorrieri che è tornato in campo e scarica subito verso Chiatti, accoppiato contro Cianci, la numero 6. Cioè, intanto vediamo una spinta nel pitturato, una spinta ai danni di Beretta. È il terzo fallo nel corso di questo secondo quarto per la Stella Azzurra, con intanto il numero 5 che esce, vale a dire Cianci, e torna in campo il numero 9 Giancarli. Rambaldi, De Dominicis, anzi Scuderi, scusate, Scuderi contro il numero 21 Rovere, esce dai blocchi Chiatti che può prendere l'isolamento, blocco di Beretta, Chiatti prende la tripla, il numero 6 sputata letteralmente dal ferro, rimbalzo della difesa della terra di Tuscia con la taglia fuori che funziona. Poi al momento della transizione stavano per perdere ancora il possesso i giocatori ospiti, ma non è riuscito a mantenere in campo la sfera Rambaldi e concede quindi una rimessa in zona offensiva. Giancarli consegnato nelle mani di Peroni contro Scuderi, Peroni stava per perdere l'ennesimo pallone, poi trova con qualche difficoltà Marcante, blocco da parte del numero 10 che viene pescato in mezzo all'area, poi preferisce il passaggio per il numero 4 Peroni che finta sul primo avversario, poi prova ad andare al tiro, viene fermato fallosamente. 2 tiri liberi in arrivo per il numero 4, con il risultato che è ancora di doppia cifra di vantaggio per la Luisa, 27-15. Per le ultime giornate la squadra capitolina ci ha abituato a partenze velocissime, è successo anche nel corso della settimana scorsa contro il Mexa Maddaloni, partita vinta poi per 74-56, anche se la Luisa aveva toccato anche il più 22 di vantaggio, poi era arrivata una rimonta da parte degli avversari fino al meno 6 e ci avevano pensato ancora una volta Rambaldi e Beretta a ricacciare dietro quelli che sono stati gli avversari della settimana scorsa. Adesso si va alla rimessa per la squadra capitolina che ha subito 2 tiri liberi, 2 su 2 di Peroni che adesso pressa su Faragalli, tornato in campo, doppio playmaker per la Luisa con Faragalli e Chiatti sul parquet, pressing da parte di Peroni contro Faragalli, blocco di Gorrieri, secondo pick and roll giocato nell'azione dalla playmaker che scarica verso Beretta che prende la linea di fondo, appoggia il tabellone, un tiro che però non entra, e poi rimbalzo difensivo da parte della retroguardia della terra di Tuscia che va velocissima in transizione. Rovere scarica ancora un consegnato nelle mani di un compagno, poi blocco di Marcante per Peroni che prende la linea di fondo, penetra e scarica ancora per Marcante, gira la palla con Rovere che va a prendere la tripla fuori ritmo, secondo ferro, rimbalzo di Gorrieri, si salva ancora la Luis. Chiatti, squadra lunga adesso in campo con Gorrieri e Beretta sul parquet, anche se c'è il doppio playmaker. Chiatti verso Faragalli contro Peroni, Faragalli prova ad andare fino in fondo, va a prendersi il fallo, dovrebbe essere anche sul tiro, quindi sono in arrivo 2 tiri liberi per il numero 4. Primo tiro libero per Faragalli sulla 27-17 per la Luis, quando mancano 4 minuti e spiccioli alla fine del secondo quarto. Primo tiro libero che non arriva nemmeno al primo ferro da parte di Faragalli. Secondo tiro libero per Faragalli, stavolta a bersaglio. 1 su 2 per il numero 4. Ora attacca fino in fondo, penetrazione e poi scarico nell'angolo di Giancarli, Marcante in angolo ancora per Peroni, quindi Giancarli prende la tripla, ancora un errore, non entra la palla dal tiro dall'arco e transizione velocissima dopo il rimbalzo difensivo per la Luis con il cambio di campo da parte di Chiatti verso Faragalli che va a perdere la sfera. Ottima difesa da parte di Viterbo che adesso va subito dall'altra parte con Rovere che finta il tiro da 3 punti, scarica invece per Marcante, passaggio consegnato sbagliato per Marsili che si lamenta col compagno. Ancora palla persa, l'ennesima della partita per la terra di Tuscia. Faragalli, Gorrieri, Chiatti, non gioca il pick and roll Gorrieri, preferisce Chiatti andare da Ramenghi, tornato in campo al posto di Beretta.
blocco del numero 10 verso Chiatti che gli ridà la palla e schiacciata di Ramenghi. 30-17. 13 punti di scatto tra le due squadre, con la Lewis autrice di uno straordinario primo tempo per quanto riguarda almeno il minuto a cui siamo arrivati. Marcante prova a sfidare Gorrieri, terza stoppata della partita della difesa della Lewis sull'attacco degli avversari. Rambaldi gira in angolo verso Faragalli che finta la tripla, preferisce poi ragionare e torna con la palleggio a metà campo, scarica verso Chiatti con Ramenghi che prova a bloccare col numero 6 che preferisce invece andare da Rambaldi che prende la tripla a bersaglio. 33-17 e prove tecniche di doppiaggio della Lewis che è a un punto dal raddoppiare i punti fatti dalla Stella Azzurra di Viterbo qui alla Pala Lewis. Marcante contro Corrieri, ottima difesa del numero 20 fino a questo momento. Marcante prova ad andare fino in fondo da ancora Marzili, è la seconda volta che i due non si intendono. Ennesima palla persa, grande difficoltà per l'attacco di Viterbo con la Lewis ottima nella difesa soprattutto per quanto riguarda l'aggressività sul portatore di palla e che sfrutta alla meglio quello che è il fondamentale migliore della squadra di coach Paccarie, vale a dire il rimbalzo offensivo. 2 minuti e 27 secondi alla fine di questo secondo quarto, con la Lewis che prova il doppiaggio nei confronti degli avversari prima di andare all'intervallo lungo. Arriva intanto il quarto fallo della Stella Azzurra a terra di Tuscia ai danni di Faragalli e rimessa per la Lewis. Anzi no, ci sarà la possibilità da parte di Faragalli di andare in lunetta perché non era il quarto ma il quinto fallo, quindi ha raggiunto il bonus la Stella Azzurra terra di Tuscia di Viterbo che va a concedere 2 tiri liberi a Faragalli. Primo tentativo a bersaglio. Secondo tentativo di Faragalli, mette anche questo. 35-17 con poco più di 2 minuti sul cronometro, va fino in fondo adesso il numero 5 Cianci, anzi il numero 9 Giancarli e canestro più fallo. Per il completamento del gioco da 3 punti va dalla lunetta Giancarli dopo la grande penetrazione. Tiro libero supplementare a bersaglio. 35-20. Comunque ancora doppia cifra di distacco tra le due squadre, con la Lewis in vantaggio. Faragalli, Ramenghi aspetta l'uscita dai blocchi di Rambaldi contro Maturi, tornato in campo. Gorrieri consegnato nelle mani di Faragalli, blocco di Ramenghi. Faragalli verso Gorrieri che prende la tripla. Secondo ferro, rimbalzo lungo da parte di Giancarli, è lui l'uomo che cerca di guidare la sua squadra verso la rimonta. Giancarli però va a commettere fallo in attacco, ottimo sfondamento preso da Faragalli, ancora difesa straordinaria della Lewis. Mentre intanto c'è time out chiamato dalla squadra di casa. Il secondo quarto, quando siamo giunti sul 35-20 a favore della Lewis con 15 punti di distacco che la squadra di casa sta dando agli ospiti di Viterbo che comunque cercano una reazione. Adesso Faragalli contro il playmaker avversario Giancarli, pressing altissimo da parte del numero 9 con Faragalli che preferisce consegnare nelle mani di Marcon, tornato in campo, blocco a centrocampo di Gorrieri che adesso va a ricevere il consegnato dalle mani di Marcon, gira in angolo verso Faragalli, qualche difficoltà nel possesso per la Lewis con Faragalli che deve prendere l'isolamento. Stava per uscire un mezzo miracolo da parte del numero 4 col ferro che sputa la palla, poi ennesimo rimbalzo offensivo da parte di Ramenghi. Rambaldi prende la tripla cortissima sul primo ferro, ancora un rimbalzo di Ramenghi che sfida Matruti, spalle a canestro, gancio che non riesce con l'appoggio al tabellone che viene però letteralmente sputato da parte del ferro. E adesso transizione della terra di Tuscia con Matruti che prova ad andare fino in fondo, passi del numero 7. È l'ennesima palla persa in attacco per la Stella Azzurra che adesso è in netta difficoltà quando attacca. Rimessa in campo di Gorrieri per Faragalli,
quando mancano meno di 2 minuti alla fine di questo primo tempo, con la Luis avanti 35-20. Faragalli ha qualche difficoltà a mantenere il possesso, pressing altissimo da parte di Giancarli. Marcon, palla ferma, Rambaldi va da Ramenghi, consegnato nelle mani di Faragalli, blocco di Ramenghi, ancora Gorrieri riceve, ottima circolazione per la Luis dopo un pessimo inizio di azione. Alla fine prova a risolvere Ramenghi, che però va a mettere il canestro dopo il suono della sirena, canestro che non vale e quindi rimessa per la Stella Azzurra Terra di Tuscia, che sfrutta la violazione dei 24 secondi per l'azione offensiva della Luis. Peroni, Giancarli contro Faragalli, può sfruttare il mismatch, palla ferma però, blocco da parte di Marsili, che adesso riceve, Marsili appoggia a canestro, il 35-22. 13 punti di differenza tra la Luis e la Stella Azzurra, con Marcon che adesso va da Faragalli. Marcon contro Peroni, l'arbitro fischia, dovrebbe esserci stato fallo da parte del numero 4 della difesa della Stella Azzurra di Viterbo, e questo comunque è un fallo che porterà Marcon a 2 tiri liberi, quindi Marcon andrà in lunetta. Questo è il 6º fallo della Stella Azzurra Terra di Tuscia di Viterbo, con Marcon che in generale è un ottimo tiratore di liberi. Primo tiro libero a bersaglio da parte del numero 12. Secondo tentativo per la guardia della squadra di casa e il secondo canestro, 2 su 2 di Marcon. Attacca adesso la Stella Azzurra con Cianci verso Giancarli, può sfruttare il mismatch contro Faragalli, va ancora da un compagno, quindi Matuidi esce dai blocchi, cede ancora a Giancarli contro Faragalli, blocco da parte di Marsili. Giancarli prova ad andare fino in fondo e appoggia il tabellone, altri 2 punti. Ottimo in penetrazione il playmaker ospite, con il Stella Azzurra di Viterbo che prova a ridurre lo svantaggio. Rambaldi gira per Faragalli contro la difesa a zona della squadra ospite, poi passaggio totalmente sbagliato verso Scuderi, che non trattiene una palla troppo lunga, e l'ultimo attacco del primo tempo sarà per la Stella Azzurra, ma coach ospite chiama time out per organizzare appunto quest'ultimo attacco. Ultima azione di questo primo tempo sarà appannaggio della Stella Azzurra Terra di Tuscia di Viterbo dopo l'errore nel possesso prima del time out da parte della Luis, con Faragalli che ha dato una palla lunga a Scuderi che non è riuscito a trattenerla. 21 secondi, poi se la Stella Azzurra dalla fine in fondo dovrebbero rimanere 2 soli secondi per la Luis per gestire l'ultimo pallone. Attenzione, intanto quasi una palla persa per gli ospiti, che adesso vanno ancora da Giancarli, su linea di fondo per Marsili che ha qualche difficoltà a sfidare la difesa di Ramenghi, poi riesce a mettere il tiro in sospensione per il 37-25, poi tiro da centrocampo provato dalla Luis che ovviamente non va a canestro. 37-26 si chiude qui il primo tempo, con la Luis avanti di 11 contro gli ospiti della Stella Azzurra di Viterbo. Si parte adesso per il secondo tempo con le squadre schierate a parti invertite. Dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi gioca la Stella Azzurra Terra di Tuscia di Viterbo, dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi, gioca invece la Luis in completo bianco. Ricordiamo che alla fine del primo tempo siamo 37-26 per la Luis, che ha costruito il vantaggio soprattutto nel primo quarto con un +10 grazie ai rimbalzi offensivi. Hanno guidato l'attacco dei padroni di casa, Ramenghi e Beretta, i 2 centri che si sono alternati. Dall'altra parte è stato soprattutto Giancarli a tenere in piedi la baracca per i viterbesi, che comunque sono ancora in partita e che cercheranno in questo inizio di terzo quarto di mettere in piedi un parziale per tornare sotto. Entrambe le squadre sono appaiate in 10ª posizione a 8 vittorie e 12 sconfitte di record sotto il 50%, ma a sole 3 gare di distanza dall'8º posto, che è anche l'ultimo disponibile per qualificarsi ai playoff. 8º posto occupato dalla Impiu Brokers Cauri. Rimessa per la Luis con Rambaldi, c'è Chiatti, playmaker, Faragalli si accomoda in panchina. Sotto canestro gioca ancora Ramenghi al posto di Beretta. Marcon gira verso Gorrieri, Piedeperno può sfruttare il mismatch contro Vignali, va a mettere in sospensione
questo tiro che però non entra. Ottimo comunque il repertorio da parte del numero 20 che ha provato con la conclusione cadendo all'indietro. Attenzione intanto a Vignali che prova ad andare fino in fondo, viene fermato, ennesima palla persa dell'attacco della Stella Azzurra, che provoca adesso la transizione veloce della Luis con Marcon, Rambaldi, Chiatti, finta sul blocco di Corrieri, va in angolo, poi ancora per Corrieri che può prendere la tripla, preferisce andare in mezzo ancora da Ramenghi che prende canestro e fallo. 40-26. 39-26, scusate per l'errore, 40 solamente se arriverà il tiro libero supplementare. Primo fallo nel corso di questo primo tempo, di questo secondo tempo per la Stella Azzurra terra di Tuscia di Viterbo, con Ramenghi nel lunetta per completare il gioco da 3 punti. Ramenghi sbaglia e quindi si rimane sul 39-26. Rimbalzo di Vignali per Giancarli che punta Chiatti, Giancarli prova ad andare ancora in penetrazione, poi torna all'indietro per Marsili che gira per Vignali, Peroni contro Rambaldi, consegnato nelle mani di Giancarli che è presato da Chiatti. Giancarli va ancora una volta fino in fondo, poi cerca il suggerimento per Vignali. Ancora un errore in attacco per la Stella Azzurra, è la seconda palla persa in 2 attacchi consecutivi nel corso di questo terzo quarto. E Luis che è adesso sul più 13 e prova ad affondare il colpo. Chiatti verso Corrieri che gira per Rambaldi, Marcon, ancora Rambaldi, può prendere la tripla, la finta, poi la prende da posizione più angolata, secondo ferro, rimbalzo però della difesa della Stella Azzurra, funziona il taglia fuori. Attenzione a Peroni che prova a prendere la linea di fondo, poi torna ancora da Vignali, gira verso Marcante, ottima circolazione di palla per Giancarli che cede a Marsili, tiro dalla media distanza con la jumper corto sul primo ferro, rimbalzo di Corrieri e transizione guidata da Marcon. Ancora Corrieri, consegnato nelle mani di Chiatti contro Giancarli, nessuno blocca, un isolamento con Chiatti che adesso proverà a prendere il tiro, va invece in penetrazione, non segna, ma c'è fallo su di lui. Luis ancora una volta pericolosissimo in attacco, che adesso avrà 2 tiri liberi a disposizione col suo playmaker Giacomo Chiatti. Primo tiro libero a bersaglio. Secondo tiro libero a bersaglio per Chiatti, 41-26, 15 di vantaggio, 4-0 nel corso di questo terzo quarto, con la Stella Azzurra che ha cominciato malissimo in attacco con 2 palle perse. Adesso prova la riscossa con Peroni, arriva il blocco da parte di Vignali con Giancarli che poi gli consegna la palla nelle mani. Vignali va da Marsili che stava ancora per perdere la palla, turnover evitato, poi passaggio dietro la schiena di Vignali sbagliato, in angolo non c'è nessuno e su 4 attacchi di questo terzo quarto sono arrivate 3 palle perse. Ora il coach della Stella Azzurra terra di Tuscia mette dentro Matuidi al posto di Marsili, ma il possesso è per la Luis. Chiatti contro Giancarli, sempre pressing altissimo da parte del numero 9. Corrieri prova a puntare Marcante, Corrieri prende il tiro in sospensione corto sul primo ferro, poi un tap-in da parte di Marcante che però non riesce a concedere il possesso ai suoi compagni e arriva anche l'errore da parte di Chiatti, con l'arbitro che dice che il numero 6 ha pestato addirittura la linea laterale tra lo sconcerto dei tifosi della Luis, e questa però è la decisione dell'arbitro, rimessa per la Stella Azzurra terra di Tuscia di Viterbo. Cianci tornato in campo, dalla palla a Giancarli, Matuidi esce dai blocchi, Peroni, quintetto piccolo adesso per la Stella Azzurra terra di Tuscia con il post medio di Marcante che cede ancora ad un compagno che sbaglia il tiro, poi però c'è stato il fallo da parte di Marcon. Possesso per la Stella Azzurra terra di Tuscia di Viterbo, che ricordiamo non vince dal 6 gennaio scorso, quando batté in casa 76-60 il Globo Isernia. Poi sono arrivate 4 sconfitte consecutive per la squadra viterbese.
che ha perso terreno nei confronti delle rivali per la conquista dell'8º posto. Ne ha guadagnato invece da Luis, 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5. Peroni gira per Matuidi, ottima circolazione di palla da parte dell'attacco blu con Matuidi che pesca ancora Cianci che va fino in fondo, la palla non entra, rimbalzo di Matuidi che poi però non riesce con la tap-in, ne esce Marcon che perde la palla. Vediamo che cosa fischia l'arbitro, c'è forse la palla a 2. Anzi no, la palla è per la Stella Azzurra Terra di Tuscia, quindi c'è stato fallo da parte di Marcon. 41-26 a 6:55 dalla fine di questo terzo quarto, con grosse difficoltà per l'attacco di Viterbo, ancora a 0. Ora rischia veramente su questo possesso Marcante che poi gira per Matuidi, ancora Cianci contro Marcon, Marcante prende la tripla lunga, rimbalzo di Beretta che svetta su tutti, concede il consegnato a Chiatti, punteggio basso nel corso di questo terzo quarto con 4 punti per la Luis, nessuno per la Stella Azzurra. Ora sbaglia l'appoggio Beretta, transizione veloce da parte di Viterbo, 3 contro 2 con Cianci che stava per perdere l'ennesimo pallone, poi riesce comunque a mantenere in campo, gira verso Marcante che non prende la tripla, preferisce ancora aspettare Cianci che rifiuta anche lui il tiro dalla distanza, tiro con l'arco che sta andando malissimo in termini di percentuali in questa partita per Viterbo, che adesso commette anche fallo in attacco. Per il momento l'azione offensiva degli ospiti è un disastro, si rimane sul 41-26 per la Luis con forti proteste da parte del pubblico ospite. Rimessa per la Luis con Chiatti che ancora una volta è pressato altissimo da Giancarli. Chiatti doppio blocco con Corrieri e Rambaldi, si allontanano entrambi da canestro, blocco però irregolare da parte di Corrieri e palla persa con la Stella Azzurra che adesso avrà l'ennesima possibilità di attaccare. Per il momento lo ha fatto male, vedremo se i viterbesi si sbloccheranno. Rimessa in campo di Cianci con Marcante che guida la transizione. Adesso quintetto piccolissimo della Stella Azzurra Terra di Tuscia, vediamo se prende la tripla Giancarli, la rifiuta, poi finta il tiro da 2, scarica ancora per il numero 4 che dà in angolo a Cianci, rimbalzo offensivo di Matuidi che poi viene ancora cercato, deviazione di Chiatti e rimessa in attacco per la Stella Azzurra che ha rifiutato nel corso di questa azione una serie di tiri. Alla fine il tiro è arrivato, preso da Cianci, sbagliato, rimbalzo offensivo di Matuidi e ancora possesso perché sul passaggio di ritorno nei confronti del numero 7 c'è stata la deviazione di Chiatti. Rimessa adesso sempre affidata alle mani di Cianci che da Matuidi, consegnato nelle mani di Giancarli, blocco da parte del numero 7, Giancarli prova ad andare fino in fondo, l'arbitro fischia, c'è fallo da parte di Beretta, fallo che però non dovrebbe essere sul tiro, quindi ci sarà semplicemente una rimessa. Cianci rimette in campo, qualche difficoltà per l'azione offensiva della Terra di Tuscia con Matuidi che adesso prova ad andare fino in fondo con l'appoggio al tabellone che viene sbagliato, si lotta al rimbalzo, la prende ancora Cianci che dà a Matuidi, poi gira verso Peroni, ora 1 contro 1 di Giancarli, blocco da parte del numero 7 che può provare il pick and pop che non viene però giocato da il playmaker che preferisce invece un comodo appoggio nelle mani di Peroni che infatti mette il primo canestro di questo terzo quarto, in generale di questo primo tempo per la Stella Azzurra Terra di Tuscia. Ora Beretta post alto per lui, fallo commesso a danni del numero 5.
Rambaldi alla rimessa con 4 minuti e 50 secondi sul cronometro del terzo quarto. Marcon, blocco di Beretta, Marcon contro Peroni, gira verso Rambaldi che è raddoppiato. Rambaldi prende la tripla, la sbaglia, poi sotto canestro, incredibile errore da parte di De Dominicis che sbaglia il facile appoggio. Transizione guidata adesso da Giancarli con la Stella Azzurra che attacca. Marcante esce dai blocchi, gira per Cianci, ancora in angolo per Matuidi che sfrutta il mismatch contro Beretta, è più veloce il numero 7, sbaglia però l'appoggio. Ancora ottima difesa da parte del numero 15 che riesce a fermare un avversario più veloce di lui. Chiatti, Marcon, ancora Chiatti, gira per Rambaldi, in mezzo per Beretta. Beretta spalla canestro contro il marcatore, tira ma sbaglia, ma prima c'era stata infrazione di passi, dice l'arbitro. E rimessa per la Stella Azzurra. Rimette in campo Marcante, un staccanovista di questa squadra, quasi sempre in campo oggi. Cianci 1 contro Marcon. Rovere neoentrato consegna nelle mani ancora di Peroni. Peroni prova ad andare fino in fondo. Peroni viene chiuso dal raddoppio, sbaglia l'appoggio. Rimbalzo di Beretta, ennesimo della partita. Marcon scarica per Rambaldi. Rambaldi pressato da Rovere, gira ancora verso Marcon. Palla persa della Lewis, la recupera Giancarli, il leader di questa squadra, che poi subisce il fallo che è il quarto della Lewis. Intanto time out in campo da parte della squadra ospite sul 41-28, 13 di distacco di Viterbo nei confronti della Lewis. Si torna in campo dopo il time out chiamato dalla squadra ospite quando mancano 3 minuti e 30 secondi alla fine di questo terzo quarto. Punteggio basso qui alla palla Lewis con la Stella Azzurra terra di Duce di Viterbo che non riesce a recuperare lo svantaggio nei confronti dei padroni di casa, che rimane ancora in doppia cifra. Rovere consegna nelle mani di Giancarli che gira sulla sinistra verso Cianci che sfida Marcon. Ancora Marcante contro De Dominicis, Marcante lo punta, prova ad andare fino in fondo, poi penetra e scarica per la tripla dall'angolo. 41-31. 10 punti di differenza tra le due squadre con la tripla che riporta sotto la Stella Azzurra, che supera per quanto riguarda il punteggio parziale di questo terzo quarto la Lewis. Adesso c'è fallo commesso ai danni di Marcon che andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Primo tiro libero per Marcon, sbagliato, lungo sul secondo ferro. Secondo tentativo dalla lunetta per il numero 12 sulla 41-31 per la Lewis, con la Stella Azzurra a terra di Tuscia di Viterbo che ha già raggiunto il bonus di 5 falli. Segna il secondo Marcon e coach Paccarini mette dentro Ramenghi per Beretta e Rambaldi per De Dominicis. 11 punti di differenza tra le due squadre con il possesso adesso tra le mani di Marcante. Cianci guida l'azione offensiva, stavolta deve affrontare Scuderi. Playmaker e Chiatti con Faragalli che ancora non è entrato nel corso di questo secondo tempo. Rovere sfida Ramenghi, è più veloce. Rovere prova a prendere la linea di fondo, poi il penetra e scarica è sbagliato perché la palla viene persa dall'attacco blu e alla fine la Lewis recupera e avrà la possibilità di organizzare l'azione offensiva. Rambaldi rimette in campo con Chiatti che guida l'azione offensiva. 42-31. Ancora Chiatti pescato da Rambaldi col blocco al numero 14 che però viene circondato da Chiatti che ha provato ad andare fino in fondo. Non segna ma prende comunque 2 tiri liberi che tira con ottime percentuali.
Primo tiro libero a bersaglio per Chiatti, che va al secondo tentativo con 12 punti di distacco tra le due squadre. Segna anche il secondo, il numero 6. E Elastico che non si spezza con la Luis, che rimane nettamente avanti in doppia cifra con la Stella Azzurra di Viterbo, che ha problemi per quanto riguarda la fase offensiva. Adesso Marcante riceve in post medio, scarica per la tripla di Rovere, tripla a bersaglio, 44-34. Chiatti, Scuderi, blocco di Rambaldi, Scuderi contro Cianci, prova a sfidarlo, commette fallo, prende lo sfondamento la difesa del Viterbo e possesso recuperato dagli ospiti. Rimette in campo la sfera Peroni, tornando in campo con Giancarli che sfida Chiatti. Rovere gira ancora per Cianci, palla persa, l'ennesimo della partita della Stella Azzurra, e schiacciata in contropiede di Ramenghi per il 46-34. Luis che sfrutta ancora gli errori degli avversari, con Rovere che adesso ha qualche difficoltà sulla pressing di Rambaldi e Ramenghi. Giancarli, blocco di Marcante che adesso viene pescato, gira per la tripla di Rovere che sbaglia a campo aperto, poi al rimbalzo Ramenghi si fa rubare la palla da Cianci e fallo commesso dal numero 10. I due tiri liberi per Rovere. Sbaglia il primo, corto sul primo ferro. Mette il secondo, 46-35 il parziale. Quanto manca veramente poco alla fine di questo terzo quarto. Palla in mano a Viterbo dopo il clear path fischiato dall'arbitro. Cianci contro Scuderi. Rovere gira per Peroni che aspetta l'uscita dai blocchi di un compagno che però non arriva. Ora deve prendere l'isolamento, preferisce poi andare ancora da Giancarli. Blocco da parte di Marcante. Giancarli va fino in fondo, sbaglia l'appoggio. Brutto errore per il numero 9, comunque il migliore in campo dei suoi. Adesso la Luis attacca, ha la possibilità di ristabilire delle distanze che comunque sono sempre rimaste quasi invariate. Marcon in posta alto verso Ramenghi che sfida Marcante, spalla canestro, poi non riesce a mettere il gancio corto sul primo ferro. L'ultimo tocco è di Chiatti e palla a Viterbo. Peroni sfida ancora Chiatti, gira per Rovere, lontano da canestro, poi consegnato nelle mani di Cianci che ha qualche difficoltà a mantenere il possesso. Peroni prende la tripla lunga, rimbalzo offensivo di Marcante che gira ancora da dietro l'arco per Giancarli che va in isolamento, blocco ancora di Marcante. Giancarli deve andare ancora al numero 35 con la tap out, scarica verso Cianci che subisce fallo. Altri due tiri liberi in arrivo per i giocatori ospiti. Primo tiro libero per Cianci, lungo sul secondo ferro. Secondo tiro libero di Cianci, sbaglia anche questo, 0 su 2 per il numero 5, non è usuale per un piccolo sbagliare due tiri liberi su due. Rimbalzo preso da Chiatti con una delle ultime azioni di questo terzo quarto. Dovrebbe rimanere pochissimo per la Stella Azzurra per l'azione offensiva, però prende il tiro quando mancano ancora
10 secondi. Scuderi lo sbaglia, attenzione alla transizione veloce da parte di Giancarli che non riesce a mettere il canestro e finisce qui questo terzo quarto a bassissimo punteggio, 46-35, 11 di differenza per la Lewis. Sta per cominciare il quarto e ultimo quarto di questa partita con la Lewis che è avanti 11 punti, 46-35, aveva chiuso con lo stesso vantaggio anche il secondo quarto. La Terra di Tuscia Stella Azzurra di Viterbo non è mai stata avanti nel corso di questa partita se escludiamo il primo canestro e non ha mai totalizzato più punti della squadra avversaria in nessun quarto. Per il momento controllano i padroni di casa che sono stati favoriti soprattutto dalle tantissime palle perse da parte degli ospiti che hanno avuto grossi problemi soprattutto nei primi minuti del terzo quarto nell'organizzare l'azione offensiva. Adesso la palla la rimetterà in campo la Lewis con Scuderi che è tornato sul parquet. C'è Chiatti ancora al posto di Faragalli che non è mai entrato nel corso di questo secondo tempo. Ramenghi consegnato ancora nelle mani di Chiatti che prova a puntare Giancarli. Chiatti va fino in fondo, sbaglia l'appoggio facile, poi si lotta al rimbalzo, alla fine la prende Marcon che viene però anche atterrato fallosamente. E Lewis che avrà la possibilità di andare in lunetta ancora con Marcon che è un ottimo tiratore di liberi. 46-35 il parziale e primo fallo dopo la prima azione nel corso di questo quarto quarto per Viterbo che è sotto di 11. Adesso torna per la prima volta in campo Faragalli e esce Chiatti. Marcon dalla lunetta, primo tiro libero a bersaglio del numero 12 con la Stella Azzurra Terra di Tuscia ancora col quintetto piccolo in campo con Rovere e Marcante che in pratica gioca da centro. Secondo libero a bersaglio di Marcon, 2 su 2, 48-35, 13 punti di vantaggio per i padroni di casa con Scuderi che pressa altissimo su Giancarli che adesso prova a gestire questo possesso con qualche difficoltà. Rovere aspetta l'uscita dai blocchi di Peroni che può andare in isolamento contro Rambaldi, c'è il blocco di Marcante, Peroni va fino in fondo, sbaglia l'appoggio, perde la palla, la recupera Faragalli che gira verso Rambaldi, torna all'indietro da Marcon che prova ad andare in penetrazione, poi torna sui suoi passi, cede ancora Faragalli che prende la tripla, la sbaglia, rimbalzo offensivo ennesimo di una partita straordinaria di Ramenghi che cede ancora a Faragalli, extra pass per la Lewis con la difesa anche di Viterbo in netta difficoltà, poi Marcon prende questa tripla letteralmente dentro e fuori. Alla fine il rimbalzo della squadra in blu che va velocissima in transizione subito dall'altra parte con Giancarli che cede ancora a Rovere, gira la palla verso Cianci, Marcante, buona circolazione ma non si entra in area, problemi evidentemente di centimetri per i giocatori ospiti, poi blocco di Rovere per Giancarli, chiuso da due, prova un mezzo miracolo che ovviamente non entra, poi provano anche il recupero i giocatori ospiti su Faragalli che in qualche modo riesce però a salvarsi. Marcon sfida ancora Giancarli, Marcon verso Ramenghi nel post medio, sfida Marcante, Ramenghi ha qualche difficoltà contro il centro avversario, alla fine però mette lo stesso 2 punti e porta la Lewis sul 50-35 con 15 di differenza tra le due squadre e Capitolini in controllo. Peroni sfida Rambaldi, scarica verso Rovere che prende la tripla a bersaglio, 50-38. Faragalli, Rovere seconda tripla della sua partita, sta tenendo in piedi un attacco di Viterbo che fatica contro la difesa della Lewis che ancora una volta dimostra di essere squadra assolutamente solida nel pitturato grazie alle prestazioni dei due lunghi, Ramenghi su tutti ma anche Beretta quando ha avuto minuti a disposizione. Intanto entra Vignali e esce Giancarli per la Stella Azzurra Terra di Tuscia con il possesso che però è ancora per la Lewis che ha 5 secondi sul cronometro dell'azione offensiva. Lewis che sostituisce Scuderi per Gorrieri. Marcon, rimessa per Rambaldi che prende subito il tiro cadendo all'indietro, fallo su di lui, non segna ma 2 tiri liberi per il numero 14.
Primo tiro libero per Rambaldi, che segna il 51-38. Luis, che a livello complessivo è una squadra che tira liberi molto bene, con percentuali sopra il 70%. Questa è, ricordiamo, la partita tra la squadra, la Luis, che prende più rimbalzi offensivi, e la squadra, la Stella Azzurra Terra di Duce di Viterbo, che è invece seconda in questa speciale classifica. Cianci contro Faragalli, gira verso Rovere, che sfida Ramenghi. Rovere, passaggio schiacciato verso Peroni, che sbaglia l'appoggio in direzione di Marcante. Rambaldi poi cerca di fare un mezzo miracolo, sbaglia il passaggio all'indietro con questo contropiede poi di Marcante, che va ad appoggiare al canestro, sbaglia ma va comunque in lunetta. 2 tiri liberi, ma ennesimo errore su un tiro ad alte percentuali per la Stella Azzurra, che adesso è sotto di 14, 52-38, con la partita che in sostanza è sempre stata in controllo della Luis, che ha mantenuto gli avversari più o meno su una soglia di sicurezza di 10 punti di svantaggio. Primo tiro libero sbagliato da parte di Marcante. Secondo tentativo per il numero 35, stavolta a bersaglio. 52-39, 13 di distacco. Faragalli e Rovere addirittura a pressare sul playmaker avversario. Post basso per Marcon, che prova a sfruttare il mismatch contro il corrispettivo. Alla fine ne esce una stoppata, ma un recupero della Luis con Rambaldi, che prende la tripla sbagliata. Rimbalzo di Marcante col tagliafuori della difesa di Viterbo, che funziona. Contropiede di Cianci, che va fino in fondo. Cianci appoggia a canestro. Ancora grave errore in appoggio da parte del numero 5, e alla fine poi fallo di Rovere su Faragalli. Gorrieri batte la rimessa. Faragalli adesso è in campo in modo continuativo con Chiatti, che si è seduto in panchina da qualche minuto. Vedremo se andrà fino alla fine coach Paccarè col numero 4, oppure se riproporrà il doppio playmaker in campo. Marcon esce dai blocchi, deve sfidare il numero 33 Casanova con qualche difficoltà. Ottimo pressing da parte del corrispettivo guardia di Viterbo, ma Marcon con un'azione straordinaria fa fuori Casanova e va a segnare il più 15. Ancora il numero 33 per Vignali contro Ramenghi. Vignali prende il tiro dalla media distanza, che è un vero e proprio traversone che finisce fuori, non prende nemmeno il ferro. Chiama time out coach Paccarè sul 54-39 per la Luis, con la Stella Azzurra di Viterbo in netta difficoltà. Poco più di 6 minuti alla fine di questa partita, con la Luis avanti 54-39, 15 punti che sembrano irrecuperabili per la Stella Azzurra Terra di Tuscia, se non sono irrecuperabili per il distacco, che comunque è ancora ovviamente controllabile. Non lo sono forse per le grandi carenze che ha palesato l'attacco della squadra ospite, anche se bisogna dare grandi meriti al reparto difensivo della Luis, che adesso attacca con Marcon, che sfida Casanova. Marcon va fino in fondo, mette il canestro che però non vale, e quindi ci saranno solamente 2 tiri liberi. Anzi, non ci sono nemmeno 2 tiri liberi, evidentemente il fallo non era sul tiro, e quindi rimessa per la Luis, che comunque è in controllo di questa partita. 5:46 sul cronometro, 54-39, 15 di vantaggio, 14 per l'azione offensiva della squadra di casa, che va a battere con Marcon, che ha subito il fallo. È il quarto fallo della squadra ospite, che dalla prossima sarà in bonus. Adesso Faragalli sfida Giancalli col blocco di Ramenghi. Faragalli prova a sfruttare il blocco del numero 10, ha qualche difficoltà a passare intorno a Giancalli e commette addirittura infrazione di passi. Intanto esce Faragalli ed entra Chiatti. Vedremo se coach Paccarè andrà fino alla fine col numero 6.
Non una grandissima prestazione oggi per Faragalli, che comunque è inserito all'interno di un contesto, quello della Luis, che oggi ha sicuramente controllato dall'inizio alla fine questa partita, e che anche se mancano poco più di 5 minuti alla fine sembra poterla portare a casa. Ovviamente non diciamo mai l'ultima parola, perché ci potrebbe essere la rimonta da parte degli ospiti, che adesso attaccano al canestro con Marsili. Ennesima palla persa, però Ramenghi recupera veramente percentuali di tiro in fase offensiva bassissime per Viterbo, e soprattutto tante palle perse. La difesa della Luis, che ha avuto molte difficoltà all'inizio stagione, è sembrata oggi molto solida. Chiatti va fino in fondo, sbaglia, poi Ramenghi, doppio rimbalzo, sbaglia il tap-in, poi scarica ancora verso Marcon, che vediamo se prende la tripla, da ancora Ramenghi che prova a deviare di prima, Ramenghi non segna, poi però arriva il fischio dell'arbitro che ferma l'azione. Ci sono 2 tiri liberi per il numero 10, che però non ha in questo fondamentale la specialità della casa. Avrebbe sicuramente preferito segnare Ramenghi. Ramenghi, primo tiro libero sbagliato. Secondo tiro libero di Ramenghi, stavolta segnato. 16 punti di scarto, 4 primi e 50 secondi alla fine della partita, con la terra di Duscia, che adesso prova la tripla, messa a bersaglio da Peroni. Peroni che prova almeno a livello emotivo a trascinare i compagni che sono in netta difficoltà. Marcon gira per Chiatti, Chiatti che attacca pressato altissimo dal raddoppio addirittura della difesa avversaria. Gorrieri scarica verso Marcon, Marcon prende il tiro in sospensione cadendo all'indietro, lo sbaglia, non arriva nemmeno al ferro. Rimbalzo da parte di Marsili, che gira per la tripla di Rovere, sbagliata, ancora rimbalzo di Marcante che sotto canestro, ancora buon gioco a scaricare verso Peroni, seconda tripla consecutiva e 55-45. Si riparte quando mancano poco più di 4 minuti alla fine di questa partita, con 10 punti di differenza tra le due squadre, 55-45 per la Luis, con però un parziale di 6-0 per la Stella Azzurra terra di Tuscia di Viterbo, grazie a 2 triple dalla distanza messe a reperto da Peroni, che danno ancora speranze alla squadra ospite, che comunque ricordiamo ha già raggiunto il bonus di falli. Marcon attacca, viene raddoppiata, adesso il pressing altissimo da parte della squadra in blu, che recupera palla con la panchina che esplode. Prova l'arrembaggio finale la Stella Azzurra, che ha ancora cartucce da sparare. Passaggio schiacciato verso Marcante, che gira per Rovere, è entrato in campo il numero 18 intanto, che gira ancora per Marcante. Si tratta di Meroi, Marcante prova ad andare fino in fondo, scarica per la tripla di Rovere, ottima difesa di Marcon. Rovere palleggia sulla linea di fondo, prova ad andare fino in fondo con l'appoggio a canestro, non riesce a segnare. Rimbalzo di Corrieri, Chiatti contropiede veloce, deve però tornare sui suoi passi, non c'è il pick and roll chiamato dal playmaker che gira verso Corrieri, quindi Marcon può prendere anche l'isolamento. Vediamo se prova invece il consegnato. Marcon deve invece andare fino in fondo, poi scarica in angolo verso Rambaldi, che viene anticipato, riesce a recuperare la sfera la Stella Azzurra della Duscia, anche se il possesso è comunque per la Luis. 4 soli secondi sul cronometro offensivo dell'azione per la squadra di casa, che cerca a questo punto di tornare a segnare. Chiatti verso Rambaldi, che prende il tiro in sospensione sbagliato, si lotta al rimbalzo, alla fine ne esce Marsili, che gira ancora verso Meroi. Marsili, post alto contro Corrieri, all'indietro per la tripla, ancora bersaglio di Peroni, 55-48. Incredibile, Peroni, terza tripla di fila, 7 punti di differenza. Ora Rambaldi, finta la tripla, va ancora da Chiatti, la Luis deve quantomeno controllare l'arrembaggio degli avversari. Ancora 7 punti di vantaggio, ma ricordiamo che Viterbo è in bonus. Corrieri, finta la tripla, va ancora da Chiatti, Chiatti prende il tiro da 2,
sputato dal ferro, rimbalzo offensivo con Ramenghi che va a mettere il 57-48. Luis che prova a ricacciare indietro il tentativo di rimonta di Viterbo, che adesso va ancora in transizione veloce con Peroni, autore veramente di uno straordinario ultimo quarto. La tripla stavolta è troppo corta, non prende nemmeno il primo ferro. Rimbalzo di Marcon che prova a questo punto a scrivere i titoli di coda alla partita. Gira per Chiatti, 2 minuti e spiccioli sul cronometro della partita, con 10 su quello dell'azione offensiva. Marcon, isolamento sbagliato, il tiro da 2 lungo sul secondo ferro, rimbalzo però difensivo della retroguardia di Viterbo con Marcante che viene pescato. Marcante va fino in fondo, consegna a Marsili che mette il 57-50. Un minuto e 51 secondi alla fine di questa partita, 7 punti di distacco tra Luis e Stella Azzurra. Terra di Tuscia che aveva toccato il meno 16 e che è tornata a contatto con una sola cifra di svantaggio, 3 possessi di svantaggio per i viterbesi, che però hanno l'handicap di aver già raggiunto il bonus falli. Blocco di Beretta tornato in campo su Rambaldi, Gorrieri gira per Chiatti, blocco del numero 20 sempre per Chiatti che prova la penetrazione, poi tiro improbabile, errore, non arriva nemmeno al rimbalzo offensivo la Luis, che adesso deve subire questo attacco da parte degli ospiti. Marsili contro Gorrieri, scarica ancora per Peroni, Marsili, attenzione alla circolazione di palla con Marsili che sbaglia il facile appoggio sotto canestro. Errore ennesimo della partita e poi fallo commesso su Chiatti, che se a questo punto segna questi 2 tiri liberi può veramente chiudere qui il match. Attacco sbagliato della Stella Azzurra della Tituscia di Viterbo col clamoroso errore nel pitturato da parte di Marsili, e la Luis ha punito con questo fallo conquistato da Chiatti, mentre intanto c'è time out in campo. Un minuto e 6 secondi alla fine di questa partita, 57-50 per la Luis, che però va in lunetta con Giacomo Chiatti, che ha la possibilità veramente di riportare la squadra a più 9 e a quel punto sarebbe una vera e propria impresa pensare che la Stella Azzurra della Tituscia possa tornare in partita. Chiatti, che è un ottimo tiratore, mette il primo libero. Secondo tentativo per il numero 6. Mette anche questo, 59-50. Adesso serve un miracolo ai viterbesi per tornare sotto. Meroi contro Chiatti, lo salta, Meroi può andare fino in fondo. Tripla di Vignali dopo l'apertura, 59-53. Torna sotto, 6 punti di differenza tra le due squadre, anche se la Luis ha comunque ancora un vantaggio solido. Marcon aggira il blocco di Gorrieri per Chiatti. Adesso la squadra capitolina ha tutto l'interesse di portare l'azione fino agli ultimi secondi. Rambaldi, ancora Gorrieri, quindi Marcon, blocco del numero 20. Marcon prova ad andare fino in fondo. Vediamo, ha pestato la linea di fondo e c'è il possesso per la Stella Azzurra, che ha però 34 secondi sul cronometro. 59-53, 6 punti di scarto. Meroi, Marcante, fallo commesso da Gorrieri, fallo ben speso. 59-53, 15 secondi sull'azione offensiva per la Stella Azzurra, che ha grosse difficoltà a questo punto, perde anche la palla e questo turnover è forse la pietra miliare della partita. Adesso Marcon sbaglia l'appoggio, va comunque a conquistare un fallo e con 2 tiri liberi la chiude qui. 59-53, Luis che ha soprattutto con la difesa vinto questa partita. Stella Azzurra che ha pagato soprattutto nei primi 3 quarti percentuali offensive bassissime
poi ha provato a tornare quando forse però era troppo tardi. Adesso vediamo se Marcon mette il secondo dopo aver sbagliato il primo. Il numero 12 va a bersaglio. 60-53, 7 punti di scarto e cambio con Cianci che entra, ma è veramente una sfida contro il tempo quella di Viterbo, con 14 secondi sul cronometro. 60-53 con Cianci che va in angolo da Vignali, che prova a mettere la tripla, sbaglia, rimbalzo di Rovere che segna, subisce anche il fallo. Forse la chiude con un passivo sicuramente meno pesante la Stella Azzurra Terra di Tuscia, che può addirittura tornare a 2 possessi di distacco. Rovere sbaglia, anzi no, segna il tiro libero. 60-56, dovrebbe in teoria commettere fallo e la fallo non arriva, e la Luis a questo punto, controllando la palla, va a vincere questa partita, va a prendersi anche il fallo con Rambaldi che adesso può arrotondare il risultato. Rambaldi dalla lunetta per tutti i liberi che dovrebbero chiudere la partita, con il numero 14 che veramente ha la possibilità di andare a siglare quella che sarebbe la quarta vittoria nelle ultime 6 per la Luis, che sale a 9 vittorie e 12 sconfitte. Per il momento ha 2 sole gare di svantaggio nei confronti della in più Broker Scauri, che è all'8° posto. Arriva infatti il fischio dell'arbitro, vince la Luis 62-56, quinta sconfitta consecutiva per la Stella Azzurra Terra di Tuscia di Viterbo. La Luis la scavalca in classifica e adesso ha 2 gare di ritardo dall'8ª posizione occupata da Scauri.